TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 19 giugno, a Jesolo, si è consumata una tragedia. Un anziano turista, che secondo le prime notizie sarebbe un ottantenne di nazionalità tedesca, è negato facendo il bagno in mare ed è morto. L'uomo si trovava in vacanza sul litorale veneto. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM 118, che a lungo hanno eseguito le manovre di rianimazione, ma purtroppo per l'ottantenne non c'è stato nulla da fare. Lo riporta la stampa locale. Ancora cronaca. Si preannuncia un giorno di passione per i pendolari, quello di domani, venerdì 20 giugno, essendo stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per il trasporto pubblico. L'agitazione interesserà il comparto del trasporto pubblico locale, come detto, ferroviario, portuale e aeroportuale. Anche il personale del settore autostradale potrebbe aderire. Tra le motivazioni alla base dell'agitazione, indette da alcune sigle sindacali, lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà e il contenimento delle retribuzioni sia in sede di rinnovo dei contratti del settore pubblico sia del settore privato, le morti sul lavoro, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Parliamo di sanità, da L'Avana a Venezia. Tamayo Santana Yai Maris, nuova dottoressa di famiglia con la campagna Medici, dottore, la città più bella del mondo ti aspetta. E lei passa dai pazienti cubani ai campaltini. Dai $50 al mese con più di 2000 pazienti lì, un 100 volte tanto e 1200 pazienti qui. La 31enne è la sua terza settimana di incarico in via Orlando. Utenti meravigliosi, ha dichiarato lei. 2 anni per documenti ed equipollenza della laurea cubana. Sono tornata sui libri. Ed ora parliamo di sport con il basket. La Reyer Venezia annuncia l'ingaggio di Giovanni De Nicolao, playmaker classe 1996 di 187 cm, che farà parte del roster della prima squadra maschile. Giovanni proviene da una famiglia di cestisti. Andrea, il fratello maggiore, ha vestito la maglia della Reyer per 380 partite, secondo di sempre nella storia del club, vincendo in oro granata scudetto FIBA Europe Cup e Coppa Italia. Le sue prime parole in oro granata. Saluto con entusiasmo tutti i tifosi reierini. Sono davvero carico per questa nuova sfida. Sono un giocatore che non molla mai e darò sempre il massimo per questa maglia. Ci vediamo presto al Taliercio, duri i banchi. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.